Benvenute e benvenuti a tutti, ciao a tutti. Mm, Ci abbandoniamo a, a un principio che regola gli eventi letterari. Allora, oggi avremo con noi Chiara Ricci e avremo modo di parlare quindi di teatro, cinema e televisione. In parte parleremo anche della televisione. Ehm, Prima di introdurre Chiara, volevo un attimo parlare di una cosa che è accaduta oggi. Io avevo inviato un poemetto semplice, ad una rivista che si chiama Gradiva. L'avevo inviato questo poemetto tanto tempo fa, senza conoscere, non per amicizia, ecco, l'ho inviato per essere selezionata nel caso il poemetto sarebbe ritenuto valido. Quindi ho inviato come qualsiasi altra persona questo poemetto alla rivista. Oggi sono rimasta molto colpita e sorpresa dal fatto che mi è arrivata questa rivista che appunto si chiama Gradiva ed è diretta da Luigi Fontanella e Alessandro Carrera. Luigi Fontanella la dirige da New York, Alessandro Carrera invece lavora presso l'Università di Houston, quindi è sì un editore, si tratta di un editore fiorentino che pubblica la rivista Olschi. Leo Olschi è una casa editrice storica. Anche nei miei archivi ho raccolto vari video, informazioni intorno alla casa editrice ed è stato un evento memorabile per me. Mi sono sentita apprezzata anche perché tra l'altro ci sono interventi e poesie bellissime da una raccolta credo inedita di Maria Grazia Calandrone, anche una rassegna di Plino Perilli, contributi di Massimo Cacciari, c'è anche un bellissimo intervento su Andrea Zanzotto, un dialogo con Andrea Zanzotto. La rivista è appunto questa. Si chiama Gradiva ed è una rivista storica importante, molto importante per noi poeti non mi aspettavo di trovare dopo così tanti mesi una mia poesia. Ecco, ho trovato molto emozionante che sia accaduto proprio oggi, quando dobbiamo fare e abbiamo preparato una diretta con Chiara. Io e Chiara non abbiamo deciso prima le domande verranno al momento ispirate dallo stesso principio che regola gli eventi letterari. Sì, il mio poemetto è abbastanza lungo, quindi io non lo condividerò. Per gli interessati, il poemetto è dedicato all'uomo che amo e in parte l'abbiamo scritto insieme. È un poemetto d'amore, di amore e di grazia. E, la rivista io consiglio di comprarla, di acquistarla, di tenerla, anche un solo numero perché non solo è un evento letterario, ma soprattutto perché è una delle riviste più belle, storiche, più belle che hanno a che fare appunto con la letteratura. La rivista appunto è, ehm, è divisa a varie sezioni, ha una sezione riguardante l'Italian Poetry, ha degli articoli, dei saggi, delle note in intermezzo c'è appunto questo mio poemetto, troverete questo mio poemetto. Ehm, Nel poemetto io parlo di un infante, di un bambino e di un infante e la riflessione appunto al romanzo, ad Origami. E la voce è in parte quella del romanzo di Origami che non posso anticipare, ma Origami è un romanzo anche erotico, è un romanzo in stile Sabatina napolitano, poi vedrete. Mi hanno molto colpito le poesie di Maria Grazia Calandrone. Io ho sentito parlare di lei, ho studiato i suoi video, ho letto le sue poesie in passato, ma certe linee
sono anche decise dalla storia letteraria. Io sentivo in parte lo spirito di questa poeta, però da quando ho letto poi il suo libro che è biografico, mi sento sempre più spinta a conoscerla. Ehm, mi è molto piaciuta questa prova, però come sapete io non ho più di tanto, non mi sono interessata al premio Strega di quest'anno. In ogni caso, tutti questi eventi di oggi mi hanno mosso ad una sensazione positiva, di come se avessi già vinto, come se avessi già vinto nella vita, dico. E questa sensazione pochissime volte ti capita di sentirla. Non a caso ho messo la collana di mia nonna Chiara, ho messo una delle collane che mi ha lasciato mia nonna Chiara, che non ho mai messo, è la prima volta che metto questa collana. Sì, mi sento come se avessi già vinto. Maria Grazia Calandrone parla in questi sei inediti degli orizzonti degli eventi. Io non sapevo chi venisse inserito nella rivista. E avevo mandato queste poesie, ripeto, con lo stesso sentimento che ho scritto la recensione al figlio di Meyer. Non ci sono dietrologie, no. E per questo sono ancora più contenta di chiarire questa mia posizione che più che altro che è sentimentale. E ho trovato veramente anche gli interventi, quello di Andrea Zanzotto, emozionanti. Sono quelle verità che ti ricordano che appunto la biografia, che noi siamo biografie e che la biografia è materia storica. Ora parleremo anche con Chiara Ricci di queste tre dive, di queste tre grandi donne che rappresentano e possono rappresentare un modello di femminilità, quella femminilità che non è opportunismo, quella femminilità che ha la voglia di riuscire perché si appassiona, quella femminilità che ti fa sentire quel vibrare del cuore quando si parla di una passione vera. Sì, io non ho mai studiato Monica Vitti, ad esempio, non ho mai studiato Monica Vitti. Successivamente ho avuto modo di vedere che in dei suoi video lei, non essendo napoletana e rammaricandosi del fatto di non essendo napoletana, però comunque dice spesso e ha detto in occasione del Leone d'Oro recitare la mia vita. Ecco, anch'io, esprimendomi in una lingua, perché io non ho una sola lingua del cuore. Io parlo in francese per esprimere un sentimento, parlo in napoletano per esprimere un altro, ci sono diverse lingue che hanno a che fare con la nostra interiorità, con il nostro intimo. E nel napoletano io spesso dico il romanzo è la mia vita, o l'uomo per cui sono dedicate queste poesie, l'uomo per cui è dedicato questo poemetto è la mia vita. È la mia vita e lui lo riconosce. Logicamente una passione richiede il distacco. Spesso non tutte le passioni sono passioni perpetue, ci sono anche dei momenti in cui la storia deve fare la sua esplosione per poi ricondursi a un sentimento liberale e democratico dove ognuno è libero di esporre e far andare il flusso delle cose, delle cose della letteratura, dei diritti civili, della libertà di espressione, di tutta quella fantasia e magia che riguarda appunto il sentimento, la natura del sentimento. Quindi il sentimento sta nelle cose e di quali cose parliamo questa volta? Parliamo appunto di cinema, teatro e in parte della televisione. Ora cerco di invitare, Chiara.
Eccomi. Ciao Chiara, buonasera, Ciao Sabrina, come buonasera. stai? Io bene, voi come stai tu? Aspetta che mi sistemo. Ok. Bene, bene. Ah, Oggi eccoci. è stata una bella Grazie. giornata. Eh sì, infatti ti ho seguita, intanto complimenti grandi per questo tuo risultato, che insomma da scrittrice e da poetessa immagino sia immenso. No, più che altro per l'eventualità, per l'evento che è accaduto. C'era un'eventualità che venissi inserita, ma non era certo. Quindi che è capitato oggi mi ha reso contenta, mi ha reso felice anche perché posso condividere con te questo momento. Allora, Chiara, io ho anticipato che parleremo principalmente di una parte delle cose del sentimento che riguardano l'arte, quindi del cinema, del teatro e in parte della televisione. Allora, Sì. Chiara è è cultrice di storia del cinema e filmologia presso l'Università Roma 3 di Roma 3 e ha studiato al DAMS, specializzata in cinema, televisione e produzione multimediale. Mi ha regalato due libri. Il primo è ti ringrazio Chiara. Di nulla. Allora, il primo è appunto Lilla Brignone, Una vita a teatro, e ha una prefazione di Giancarlo Sepe. E il Sì. secondo che mi ha donato è appunto questo, Monica Vitti, Recitare un gioco, con la prefazione di Giancarlo Governi. Io ho letto questi due libri ed ho fame, vorrei leggere anche tutti gli altri. Grazie. E niente, Questo- continuando questa breve introduzione, appunto Chiara non ha parlato solo di Monica Vitti e di Lilla Brignone, anzi lei ha studiato al DAMS e ha comunque prodotto una tesi, un libro sulla vita di Lilla Brignone, però poi successivamente lei si è specializzata e ha scritto anche di Elvira Notari, che è la prima regista della storia, Alberto Leonello, Valeria Moriconi, Monica Vitti, come abbiamo detto, ed altre tantissime figure. Tra l'altro lei ha scritto anche per degli editori americani, per gli Stati Uniti d'America sì, ha nelle varie interviste che potete vedere nel suo canale di YouTube anche un'intervista con Maurizio Costanzo, che in parte ho sì. visto che ti ha aiutato a curare il libro, se non erro, perché tu ne scrivi all'inizio. Sì, l'ho intervistato e ha lasciato un suo contributo per Monica Vitti, sì. Ho avuto questo privilegio di avere appunto la sua presenza attraverso la scrittura nel mio testo, sì. Bene, allora, quindi tu sei cultrice presso quest'università, presso Roma 3. E, per quanto riguarda il cinema, noi sappiamo che in Italia ci sono delle menti luminose per il cinema, Chiara. E, Sì. quello che ti volevo dire per offrire anche un contenuto diverso rispetto alle interviste che si possono già trovare, la domanda che ti volevo porre è più o meno una curiosità, cioè come ci possiamo orientare in un orizzonte cinematografico negli anni 2000, ecco, nella metà degli anni 2000, che sono gli anni che noi vedremo, perché poi la fine degli anni 2000 non li vedremo. Sì. Per te qual è l'orizzonte, ecco, anche passando per gli studi di cui tu sei padrona? Guarda, io devo essere sincera, vedo un certo ritorno alle origini, non so come dire, nel senso che vediamo Sorrentino anche oggi, è una rivisitazione, se vogliamo, del Fellini, pensiamo ad Otto e mezzo, La dolce vita, pensiamo anche a Gomorra, è un ritorno un po' alla terra trema di Visconti, addirittura anche Visconti, lì si utilizzava nel film un dialetto siciliano e anche lì erano stati messi sottotitoli come accade anche per la serie TV addirittura di Gomorra. Quindi vedo un ritorno di origine anche per quanto riguarda la commedia italiana. Pensiamo che non molti anni fa è stato fatto anche il remake del Vedovo con Fabio De Luigi
e Luciana Lettizzetto, quindi piano piano si sta ritornando a un certo tipo di cinema, anche poi cercando la propria strada, come può essere un esempio Perfetti Sconosciuti, che è stato poi una sorta di format e l'abbiamo venduto in tutto il mondo, questo gioco di mettere a tavola i telefonini, quindi questo, se vogliamo, è un po' il lancio che si farà per il futuro, però credo che si stia riguardando molto alla nostra storia, quindi un po' alle nostre origini del buon cinema Un ritorno italiano. alle origini. Che Sì. pensi, ad esempio, di alcuni registi come Nanni Moretti, cioè, puoi inquadrarmi più o meno, anche dal punto di vista dei registi, la contemporaneità in Italia per quanto riguarda il cinema? Nanni Moretti è un evergreen, nel senso che è un'istituzione ormai per il cinema italiano, quindi diciamo che può, non so come dire, può magari sviare un po' l'obiettivo, non arrivare al centro, ma Nanni Moretti ormai è un'istituzione, quindi diciamo che già solo il suo nome è un po' una garanzia di un certo tipo di cinema, un po' come Woody Allen. Esce un film di Woody Allen, può non centrare come tanti film che hanno fatto, diciamo, la sua storia, ma sbaglia di poco, quindi credo che ci sia un ottimo ancora Nanni Moretti che può ancora dire tanto. Io tra i miei preferiti c'è, se non erro, il film con la Lazzarini, ora mi sfugge il nome, credo sia La madre o Mia madre, ed è comunque anche La stanza del figlio, quindi ha sempre tanto da dire, e credo ancora, nonostante sia uno dei grandi registi anche di età rispetto a un Edoardo Leo, se vogliamo, che comunque si parla di commedia in quel caso, però credo che ci sia ancora tanto da raccontare, soprattutto nei sentimenti. E lì poi ovviamente, sia che si tratti di commedia, sia che si tratti di un film d'autore, sia che si tratti di un film impegnato, viene declinato anche alla propria età e anche alla propria generazione. E Nanni Moretti rimane ben saldo alla sua generazione, pur conquistando poi anche un popolo e una generazione di ragazzi che è molto amato. Ma qual è il tuo regista preferito contemporaneo italiano? Oddio, io adesso regista contemporaneo italiano non ne ho di preferiti, devo essere sincera, però devo anche ammettere che io sono molto retro, quindi sono una ragazza in un corpo di donna di oggi, ma con la mentalità ferma, rimasta innamorata degli anni 50 e 60, quindi devo essere sincera, un regista preferito oggi non ne ho. Mettiamo il Devo caso, ammettere, perdonami, sì, dimmi. sì, dimmi, dimmi. Mettiamo il caso tu abbia un romanzo che Sì. vuoi fare uscire un film in una vita possibile, ecco, che qualche regista noterebbe anche romanzi che escono comunque da donne che si formano da sole e tutto, come potrebbe essere il tuo e il mio caso. Cioè, Certo. a chi ti riferiresti come desiderio? Da chi Credo a vorresti... Garrone, da Matteo Garrone, Matteo perché Garrone. credo abbia una sensibilità visiva e stilistica molto, molto spiccata. Quindi penso un Matteo Garrone, sì, tutta la vita, insomma, Ok. magari a farlo. E invece come Sì. attrici italiane contemporanee? Attrici italiane ne abbiamo tante di bravissime, da Alba Rohrwacher alla Lodovini, ce ne sono moltissime brave, anche tante di cui non ne conosciamo neanche i nomi, che sono le figlie dell'Accademia d'Arte Drammatica di oggi, che ne escono tantissime, ma purtroppo si sa, il teatro è un po' più complicato rispetto al cinema, quindi ci sono tante attrici che fanno molta difficoltà ad uscire per un certo tipo di canale. Al cinema credo sì, Alba Rohrwacher oggi mi piace molto. Mm, Non è una bellezza, tra l'altro, canonica come da cinema, come poi dicevano anche della vittima, ma di una bellezza che va oltre la bellezza canonica, quindi la trovo molto brava. In effetti sì, tu l'hai scritto più volte nel libro che Lilla Brignone ha trovato difficoltà col cinema proprio perché venendo dal teatro con questo viso, con questa figuratività un po' più seriosa, per lei era proprio difficile. Infatti lei l'ha anche dichiarato, l'ha anche scritto che il cinema non è che l'abbia considerata più di tanto, a differenza di Monica Vitti, di cui poi ci parlerai. In effetti, invece come Come attore che attore, secondo te che ti ha colpito, ecco. beh, c'è Luigi Locascio, che è già un attore, diciamo, non è delle nuovissime generazioni, ma è un ottimo attore. Elio Germano, trovo veramente molto molto bravo. Sì, Sono Elio attori che Germano vengono è... dal teatro. Hanno fatto anche teatro, sì.
hanno studiato anche teatro Quindi tu e fanno preferisci, anche quindi teatro. tu preferisci alla fine la figura dell'attore del cinema che viene dal teatro. Non tanto che non è una prerogativa, però che si sia affacciato anche al teatro, perché dà una formazione diversa, anche un impatto con il pubblico diverso il teatro, quindi sicuramente anche davanti alla macchina da presa può essere sia d'aiuto che non, però è certamente quella cosa in più che aiuta l'attore e a rendere anche meglio poi il suo personaggio. E poi credo sia più completo, ma questo è un mio parere personale, ovviamente. Io ti ringrazio per questo parere perché finalmente sento una persona competente. Perché Grazie. guarda, io ho visto delle pubblicità, perché poi non sono andata a vedere, non ho capito se erano film, di che cosa si trattasse su Amazon Prime. Sì. Tremendi, tremendi. Io non so, tu cosa pensi di Amazon Prime rispetto al cinema, rispetto alla storia della letteratura, Guarda, cioè la storia del cinema, la storia anche della letteratura che si intreccia col cinema. guarda, oggi, questo penso anche in passato, forse in modo diverso, perché poi non è che quello che c'è oggi non c'era ieri, probabilmente cambiano i modi e i metodi e i tempi. Io sono affezionata alla sala, quindi devo essere sincera, io neanche ne approfitto di Amazon Prime, non guardo i film in questo modo, il che non vuol dire che nessuno debba farlo, ci mancherebbe altro, quella è una mia scelta. Io rimango per la sala al buio, con l'atmosfera della preparazione al film, anche dell'aspettativa che si ha già soltanto nel tragitto che si fa per andare al cinema. Quindi io sono dicevo prima, nostalgica della sala classica al buio. Siamo legati all'aspetto sentimentale dell'opera d'arte, perché il Sì, business, il commercio ha creato questi mostri di Prime, perché sono veri e propri mostri, mostruosità. È la stessa cosa nella letteratura, se vogliamo, questo effetto marmellata di una certa letteratura di intrattenimento che pur coglie le masse, ma alla fine resta ben poco della qualità dello studio e dei certo. sacrifici che ci sono dietro. La tua opera è appunto un'opera che valorizza anche gli aspetti concreti della vita di queste grandi dive. Ripetiamo, Monica Vitti, Lilla Brignone e in questo caso parliamo anche di Monica, Anna Anna Magnani. Magnani. Anna Magnani non mi veniva, non mi veniva. Allora, perché sto pensando invece a un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso. Tu ovviamente nel libro di cui parliamo di Monica Vitti hai trattato la vita di Monica, quindi proprio la storia del cinema, partendo dagli anni 60, passando per gli anni 70, 80, fino ovviamente a Monica al cinema, alla televisione anche, quindi intorno al 1955, proprio agli anni proprio agli ultimi anni del Novecento, quindi anche, scusami, anche gli Sì, ultimi anni 90. Quindi sì, facendo questa parabola del cinema e della storia della letteratura del cinema italiano, abbiamo visto Monica in televisione, in teatro con Zeffirelli, la relazione con Antonioni, i suoi amori, il modo in cui Monica si approcciava all'amore, il modo in cui sì, lei sapeva trattare con gli uomini. Lei sì, aveva quella che lei definisce vociaccia, ma lei era una donna di grande carisma e sì, quindi gli assolutamente. uomini la rispettavano proprio perché il valore che lei dava al teatro, perché appunto tu racconti che lei aveva dei voti di stomaco, quindi all'improvviso lasciava la scena, lasciava tutto quello che c'era davanti e andava a mangiare le mele. Per dire Sì, anche, mi sono piaciuti anche i piccoli aneddoti che fanno vedere quanto una persona sì, ci tenga, cioè l'obiettivo per lei era proprio lavorare, perché addirittura tu scrivi che aveva paura, che un'amica racconta che aveva paura di rimanere senza soldi, una cosa un po' assurda, però lei voleva lavorare, il desiderio di lavorare. Quindi lei ha debuttato sì, a 14 anni, ha debuttato da giovanissima, proprio appunto perché era la sua vocazione primaria, fare sì, l'attrice. Come tu hai scritto e hai detto nelle varie interviste, lei parlava del fatto che la mamma non l'accettava perché lei è figlia, ha due fratelli, ovviamente i fratelli lavoravano e lavoravano in modo impegnato. Però quello che mi è venuto in mente adesso, Chiara, molto particolare, è questa storia di Teresa la ladra. Cioè, Dacia Maraini ha scritto questo libro
E insieme Sì. appunto a questo è stato bello, mi ha molto emozionato perché come tu sai, Chiara, io sono fissata Mm. che se avessi una figlia femmina la chiamerei Teresa. E quindi Ah, quando, bellissimo. sì, sì, una cosa che da quando ero piccola ho sempre detto un figlio maschio Alessandro e una figlia femmina Teresa, non lo so perché. Sì, e quando io ho letto di questo paragrafo mi sono sentita vibrare perché appunto Dacia Maraini credeva molto in Monica Vitti, è così. Sì, credeva molto in Monica Vitti e hanno collaborato anche, strano a dirsi, nel senso come sanno fare le donne di una certa intelligenza, insieme. Quindi non si sono fatte la guerra perché io ho scritto e tu reciti e quindi adattiamolo perché tu non ti devi imbruttire. No, Monica Vitti l'hanno ridotta come era, come la Dacia Maraini ha immaginato quella donna. Quindi una donna, un outsider comunque perché insomma, poi nel libro ne parlo, un po' la descrivo, e c'è questa donna che è una donna fuori dalla società in un certo Sì. senso, e la Vitti non ha avuto, bella com'era, non ha avuto mai paura di imbruttirsi, se vogliamo, quindi di togliersi e anche di aggiungere in un certo senso, quindi togliere un po' di Monica e aggiungere quello che poi era il suo personaggio, quindi quello che in quel momento l'animava. E quindi hanno collaborato bene, tant'è che poi la Vitti acquistò appunto i diritti per fare questa trasposizione cinematografica ed è una delle opere, se vogliamo, in alcuni momenti anche tragicomiche, perché poi ci sono delle battute anche amare, ma è una delle, diciamo, prove di attrice dove la Vitti torna al drammatico, dopo aver fatto tanta commedia e ci torna con un bel passo di danza, voglio dire, ha lasciato una firma indelebile nel nostro cinema. Quindi sì, un'ottima collaborazione tra donne e un'ottima interpretazione di una grande donna di cinema, assolutamente. Sì, in effetti, vabbè, voglio citare solo questo è a pagina 80 per chi acquisterà il libro. Volevo solo citare questa espressione che mi ha colpito. Allora, la Maraini dice: Monica aveva qualcosa di popolare, anche se con Antonioni faceva le parti dell'intellettuale inquieta e veniva fuori soprattutto quando affrontava le parti comiche. Nel mio libro ci sono delle parti comiche che l'hanno conquistata. Dacia Maraini diceva che appunto Monica Vitti era capace di essere intellettuale e popolare insieme. E Sì, questa è la chiave del successo oggi. Perché se vogliamo, anche nella letteratura, le influencer sono popolari, ma non sono intellettuali, mentre le intellettuali non riescono ad essere popolari. Perché? Perché è anche uno spirito di intelligenza. Ecco, l'intelligenza di Monica Vitti era un'intelligenza viva, un'intelligenza critica, quindi la capacità di avere a che fare col popolo, se vogliamo, con i cittadini, con le persone che ti devono volere bene per quello che sei, per l'autenticità di quello che sei, senza strategia, ma parliamo veramente dal fruttivendolo certo. al postino, diretto a tutte le classi sociali, cioè il fatto che non c'è un elitarismo che deve essere, dove la letteratura deve essere per forza borghese o la critica deve girare intorno alla borghesia, il cinema deve girare intorno alla borghesia. No, la rivoluzione di Monica Vitti, che ha accolto Dacia Maraini, e tu hai sottolineato e che mi ha impressionato molto, è una rivoluzione popolare ma con un'intelligenza intellettuale. Assolutamente sì, questo è verissimo. E solo le donne anche di una certa cultura, ma non a livello intellettuale, cioè di quanti libri ho letto, proprio anche di spessore morale riescono a farlo, sia ieri che oggi. Nel senso non è detto che una persona che abbia 1000 titoli, che sia stratitolata, sia poi in grado di mettere attorno a sé la persona altrettanto colta, ma anche la persona che vuole imparare. E quello, quando ci si riesce, è un successo. Che è quello il bello poi della divulgazione, quindi non soltanto di parlare tra simili, che è una parola bruttissima, ma di regalare a chiunque voglia ascoltare. E quello è l'obiettivo, almeno per quello che mi riguarda, che io ambisco a raggiungere, perché lì veramente si arriva e si dà, ma si riceve anche tanto. Ed è bellissimo quando succede. Sì, in effetti tu hai dato luce all'aspetto morale, sia, mi è parso di capire, e aiutami se sbaglio, sia Monica Vitti quando ad esempio ha interpretato La Mossa,
si vergognava sì, di quella scena, e sia Lilla Brignone quando ha avuto a che fare con i registi, insomma, proprio dal registro erotico. Entrambe si sono comunque rifiutate di avere a che fare di prostituire l'arte, assolutamente, ma entrambe certo, hanno un grosso spessore morale, che è assolutamente. come tu dici, che è l'abito intellettuale, perché non Sì, è necessario assolutamente. essere popolari passando per, per atteggiamenti amorali, se vogliamo. No, non è proprio questa almeno ripeto, declino sempre a me le mie domande. Ovviamente no, cioè nel senso si può essere popolari senza per forza poi dover prendere strade traverse o mezzucci strani, nel Sì. senso passo passo si può comunque, ci si mette più tempo, è ovvio, quello è scontatissimo, però almeno uno sta anche in pace con se stesso ed è tranquillo di quello che fa, che non è male. Il fatto, Come... il fatto che tu, parliamo di orizzonti, l'orizzonte di queste tre dive è la meritocrazia. Parliamo di una rivoluzione seria. Sì, sì, sono tre donne allucinanti, nel senso bello del termine. Sì, quindi negli anni 50 e 60, quando andavano di scena, faccio una breve introduzione per arrivare al punto che ti voglio, Sì, la curiosità che ti voglio chiedere. Allora, negli anni 50 e 60 andavano di scena le compagnie di attori, e registi e attrici del calibro di Romolo Valli, Luchino Visconti, Paolo Stoppa, Gino Cervi. Eh, io ho letto delle interviste in cui tu appunto parli della patria, dell'Italia come la patria di Goldoni, perché anche tu, come altri registi e attori dei primi anni 60, hai rilevato che il cinema italiano, prima di Monica Vitti, non aveva una vera e propria tradizione, non era come il teatro, non era come il cinema francese o come altre letterature cinematografiche. È stata Monica Vitti a dare un'anima al cinema italiano. Quindi, dopo insomma, aver definito che tu sottolinei che in ogni caso la tradizione, ecco, il ritorno, quello che tu dici essere retro, a Goldoni anche, tu hai curato, sempre in questo filone della riscoperta della tradizione, anche presso la Casa dei Teatri di Roma, una mostra dedicata appunto ad Alberto Lionello. sì. Poi verso la fine degli anni 70 troviamo ancora Dario Fo, e ovviamente il Teatro dell'Assurdo, la Compagnia dei Quattro. E quindi finalmente le figure di Lilla Brignone e Monica Vitti. Quindi Lilla Brignone, una luce per il teatro, Monica Vitti, una luce anche per il cinema, per la televisione. Quali sono secondo te le prospettive del teatro? Invece, le prospettive del teatro, soprattutto dopo la pandemia, dopo questa crisi, perché abbiamo visto che cosa hanno fatto gli artisti poi per riaprire i teatri, Sì. ma nel teatro secondo te cosa c'è? Oltre alle prospettive di cui Mm. già abbiamo parlato, cosa ci può essere nel teatro? Oddio, anche il teatro è una bella situazione, nel senso che sicuramente questa pandemia non ha aiutato minimamente. C'è da dire che già il nostro teatro era in profonda crisi, ma adesso, ma se noi andiamo a vedere, come mi è capitato, vecchi giornali, quindi parliamo già degli anni 50 e 60, già, in quegli anni recitava la Brignone, perché la Brignone ha iniziato a recitare nel 34, quindi era giovanissimo, quindi parliamo quasi di un secolo fa, 80 anni fa, già si parlava di crisi del teatro. E in quegli anni, quindi parliamo tra gli anni 50, fine anni 40 e 60, ogni sera, io infatti a volte mi riguardo e dico io che cosa mi sarei andata a vedere questa sera? Da una parte c'era Paolo Stoppa, da una parte c'era Gino Cervi, da una parte c'era Andreina Pagnani e c'erano grandi compagnie. E all'epoca si parlava di crisi del teatro, gli spettacoli duravano almeno un mese a teatro, adesso grasso che cola se durano un weekend, una settimana. Quindi, ed erano spettacoli, soprattutto se pensiamo a quelli di Visconti, mastodontici, ed erano compagnie, quindi parliamo di 20-30 persone, più macchinisti, maestranze,
adesso se ci si fa un po' caso, tranne qualche Pirandello o qualche Shakespeare, sono comunque spettacoli con pochi personaggi perché non ci sono i soldi. Già. Quindi il teatro viene da chiedere anche a me dove andrà. Sento tanto dire intorno il teatro è morto, anche perché non c'è stato un ricambio generazionale. Se pensiamo, come abbiamo detto, al cinema, bene o male, c'è un ritorno al passato, nel teatro è saltato un passaggio. Ora, non voglio dire che non ci siano artisti, che non ci siano bravi attori e bravi registi, perché sarei bugiarda e non è vero. Però c'è molta, molta più difficoltà, sia ad emergere che a far vivere il teatro, anche perché ha spese diverse dal cinema, non ha produzioni mastodontiche come può avere un film, ci si investe forse meno, questo non sta a me dirlo, però versa in gravi difficoltà. Ma E tu parli sia dimmi, del scusa. teatro drammatico che proprio della comicità, del In comico. generale, in generale, purtroppo, perché se abbiamo visto anche il Sistina sotto pandemia ha avuto grandi problemi. Il Sistina era il nostro Broadway negli anni 50 e 60, ma anche fino agli anni 90. Se pensiamo soltanto a tutte le repliche che portò Lorella Cuccarini con Grease, e lo riportò anche in auge se mai ne avesse avuto bisogno. Il Negli ultimi musical. anni il musical, quindi avevamo anche ripreso una certa credibilità, se vogliamo, in un certo tipo di teatro. Poi il Sistina era la casa di Grena e Giovannini, quindi tutto quel teatro da Rugantino che si era anche ripreso. Poi piano piano, vuoi perché appunto il cinema ha preso più piede, vuoi perché Amazon Prime, vuoi Sky, vuoi sicuramente ha portato via un certo tipo di pubblico. Sono rimasti, io a volte vado a teatro, è rimasto un pubblico per la gran parte grande. Di giovani ce ne sono, ma sono non tantissimi in percentuale, però ce ne sono, ma non tantissimi. Quindi anche questo sarebbe da valutare e vedere cosa fare per incentivare. Io sono stata al Fringe, Chiara, tanti anni fa, diversi anni fa, ho trovato degli spettacoli, ho visto diversi spettacoli tratti da Ibsen, da Ionesco, ultimamente sono andata a vedere Casa di Bambola e devo dire che Wow, è un cane che si morde la coda, Chiara, perché se i veri attori devono venire dal teatro, o comunque dalle accademie, il fatto che il teatro non riesca in un modo o nell'altro a esplodere in quanto arte, non favorisce i veri attori, non favorisce quegli certo, attori che ti lasciano proprio l'impressione della storicità, l'impressione che un film ti possa cambiare la vita, perché un film ti può cambiare la vita. Non è uno assolutamente sì, scherzo, un film ti può è vero. cambiare la vita, perché tu puoi vedere un film che ti impressiona talmente tanto in un momento di crisi della tua vita, in un momento, ecco, briciola, in un momento esistenziale, che appunto il cinema riprende tutte quelle categorie che sono proprie anche del teatro greco, cioè la capacità non Certo, solo di riflettere gli stati emozionali, ma la capacità culturale, il mezzo culturale. Il teatro è sempre stato un mezzo culturale, un fine culturale. Io ti ho detto che non sono un'esperta, ma apprezzo il teatro di Ibsen, di Beckett, il teatro dell'assurdo, le opere, ho letto ovviamente le opere di Beckett, e, Ionesco appunto, ma come si può ritornare alla verità, all'orizzonte in cui il teatro è strumento sociale? educando semplicemente. E io studiando, perché io questo ovviamente l'ho imparato scoprendo, quindi mettendomi là e facendo ricerca, negli anni 60 e 70 i ragazzi letteralmente entravano nel teatro, attori e ragazzi, era a porte aperte. Quindi, sì, non so, ad esempio la compagnia dei Quattro, quindi Valeria Moriconi, che portavano Ionesco, il teatro dell'assurdo, facevano le prove a porte aperte e spiegavano ai ragazzi cosa facevano, chi raccontavano. Quindi questo potrebbe essere già un modo, portare il teatro nelle scuole. Io non ti nascondo che ho tentato, come progetto anche individuale, di avanzare nelle scuole medie, elementari, anche superiori, degli incontri, anche gratuiti, guarda, pur di avvicinare i Di ragazzi a indottrinare, leggere sì. davvero dargli curiosità, fargli sapere che non c'è solo il pirandello palloso sul programma di scuola, ma c'è anche il pirandello che può stimolare, può incuriosire, perché poi se preso in un certo modo è anche divertente. Il pirandello come tantissimo altro.
E io, ecco, io mi ricordo alle superiori la mia docente di letteratura inglese ci insegnava, ci spiegava le ballate del 600, facendoci poi ascoltare De André. E io ho imparato ad amare De André, che non conoscevo prima se non per sentito dire, quindi ero già grandina. Quindi imparare a e allargare gli orizzonti in questo senso, quindi educando da piccoli, quindi non solo facendo fare la recita a Natale, ma abituarli che c'è anche questa forma di espressione, cioè il teatro è italiano, è nostro, nel senso la commedia dell'arte è italiana, poi c'è il teatro greco, romano, c'è tutta la tradizione classica, ma la commedia dell'arte è nostra, il teatro lirico è Ecco, a nostro. differenza del cinema, sottolineiamo, Quindi il cinema non è nostro, non è mai stato proprio nostro, però il teatro sì, questo è il teatro il abbiamo teatro tanto. è nel nostro sangue, veramente, nella nostra tradizione. In ogni caso, a parte l'indottrinamento, che quindi è necessario proprio per chi ha passione di quest'arte, quindi dalla passione viene il successo. Tu scrivi che Monica Vitti, lei per dei problemi alle corde vocali, la prima volta non è Sì, passata. La sì, seconda volta la volevano mandare prima all'ospedale per far fare degli accertamenti. Lei ha sì, detto che si buttava sotto la macchina. Lei ha detto: se mi sì, fate uscire di questo e fate qualche, mi butto sotto la macchina. Cioè, per dire, sì, ecco, quell'espressione per dire io mi butto sotto una macchina perché questa è la mia vita, tu stai togliendo il mio posto, cioè tu mi stai togliendo quello che appartiene a me, quella consapevolezza intrinseca che lei chiama fuoco, volendo, ma sì, quella consapevolezza intrinseca non si vede più negli attori, perché se un attore esce con questa consapevolezza dentro di sé, può ancora sfondare a teatro, può ancora sfondare a teatro, anche se non c'è il pubblico, anche se non ci sono certo, probabilmente i fondi, anche se il teatro in Italia non è più non è visto più come strumento sociale. La tradizione che il certo. teatro è strumento sociale non c'è più, non c'è più, nei libri di storia non c'è più. Ma più o meno da quanti anni? Si parla di tanti anni ormai, più di Sì, io 50. penso. Sì, detto questa crisi, gli attori, gli addetti ai lavori già ne parlavano, quindi quando per noi letto oggi era il Eh. massimo, già si parlava di crisi, però penso che dagli anni 80-90 poi è stato sempre con alti e bassi, è stato sempre un decadere, poi adesso proprio siamo a una linea Però ecco, per abbastanza. esempio per la poesia, io so che Mariangela Gualtieri, lei si occupa di teatro, però mh, non ricordo di lei spettacoli che coinvolgessero compagnie. Io l'ho vista a Napoli Teatro Festival, l'ho seguita diversi anni fa. E la poesia ancora cerca una certa connessione col teatro, ad esempio, Sì, anche se è relativamente difficile perché il teatro chiede la vita. Ecco, Mariangela Gualtieri ha dato anche la vita per il teatro, dà la vita per il certo. teatro. Ecco, lei è un esempio di passione che dimostra che il teatro è strumento sociale. Ma per dirti Mariangela Gualtieri, perché la sono andata proprio a vedere, che l'ho seguita, l'ho incontrata e ne ho parlato diverse volte, il fatto è questo, che c'è questa nuova forma teatrale che invece non riguarda proprio la struttura, quella che era l'architettura, anche se vogliamo, tradizionale, cioè il drammaturgo scrive, si Sì. sceglie la compagnia e si va in scena. Non citiamo il teatro shakespeariano, perché poi io sono un amante, molto amante del teatro shakespeariano. Io ancora adesso, Chiara, quando leggo Shakespeare piango, piango, Eh. veramente piango. E tutta quella tradizione del teatro come commedia e come dramma si sta perdendo. Si sta perdendo perché adesso vanno molto di moda. Non riesco a esprimere un apprezzamento o una critica negativa verso queste stand-up comedy, Chiara. Queste stand-up comedy, ossia, non sono proprio i comici che vanno in scena, è più un'arte che viene dal popolo e appunto diventa mezzo di espressione. E in questo alcuni poeti slam, hanno una grossa popolarità. Quindi, secondo te, questa forma di teatralità può essere il futuro del teatro?
se non si ferma a questo, ben venga, nel senso anche lì il teatro non si improvvisa, come non si improvvisa la scrittura, non si improvvisa la danza, non si improvvisa nessun mestiere e va bene venire dal popolo, quindi sei più diretto in un certo senso. Però poi oltre, mi devi dare qualcosa in più, nel senso che tu venga, nel senso c'è questo scambio iniziale, però poi questo scambio deve evolversi in qualche modo, quindi ben venga che ci siano anche queste forme di espressione che vengano dal basso, sempre nel senso più nobile del termine, però poi si devono anche evolvere e dare di più, nel senso evolversi intellettualmente, contestualmente, nei testi, nelle parole, quindi se poi rimane soltanto un dare avere piatto, penso che anche quello poi lascerà il tempo che trova. Perché Adesso non voglio fare l'uccello del malaugurio, però diventa cabaret, non è teatro poi, sì, e diversamente. comunque va comunque coltivato anche sia per chi lo ascolta e per chi lo fa, perché improvvisarsi non porta da nessuna parte, ma questo in nessun tipo di lavoro, in nessun tipo di espressione artistica. Io domani non è che mi sveglio e comincio a dipingere quando non so fare neanche una casa, In mi effetti sparano. sfociamo sempre nel discorso di chi e cosa decide l'arte sociale. Chi e cosa Sì, decide l'arte? L'arte la decide sempre la critica, ma il problema è che quando una società manca di critica e la critica diventa il giudizio del popolo, quindi le influenze, la massa, è un cane che si morde la coda perché siamo in balia dei nuovi media, in balia delle masse. Quindi se una massa sì, decide l'andamento di un successo, se per 20 anni, per assurdo, avremo un successo del varietà, si parlerà di varietà, come è stato per esempio col musical. In effetti, io proporrei 20 anni di successo del vero teatro, quindi rivedere in teatro Ibsen, Beckett, di vedere proprio i grandi drammaturgi. Tra l'altro, io ho fatto una diretta con un amico, Chiara, lui è proprio laureato a Firenze in drammaturgia, quindi si occupa di sceneggiatura. Ecco. è splendido. Poi la sceneggiatura è un altro paio di maniche. Tu ti sei occupata anche di questa regista donna, Sì, tu, Elvira Elvira Notari, sì. Notari. Io con le donne mi dispiace, poi tutte donne toste, tra l'altro, cioè, non c'è stata una donna, ed è anche lì, siamo inizi Novecento, una donna che lavorava a capofamiglia, era sposata, ma era lei che teneva le redini della famiglia, il marito lavorava per lei, è una madre, una lavoratrice, un'imprenditrice, un'artista e napoletana, tra Sì. l'altro, è nata a Salerno e è morta a Cava dei Tirreni. E però parliamo di 100 anni fa. E 100 anni fa possiamo immaginare magari l'opinione pubblica cosa avrà detto. Però se pensiamo anche oggi, di strada ne abbiamo fatta tanta, ma anche qui per affermarci, per essere mogli, madri, scrittrici, imprenditrici, lavoratrici, dobbiamo faticare. Quindi anche lì è una storia che si ripete. Certo, sono cambiate tante cose fortunatamente in un secolo, però anche lì è una donna che ha dovuto fortemente, per la società di allora, imporsi. Poi vogliamo anche che era una società che si stava muovendo in quel senso, quindi Matilde Serao, la prima direttrice del quotidiano, del mattino se non sbaglio. Quindi c'era un fermento anche particolare. Mm. E oggi questo fermento un po' ci aiuta, un po' in alcuni casi ci penalizza, il che non vuol dire che io non sia per l'affermazione delle donne, però a volte si sfocia poi in qualcosa che ci rema contro, a volte ci remiamo anche un po' contro da sole, temo. Per alcuni dipende sempre ovviamente io adesso parlo per pensieri molto generali, però è ovvio che una donna ecco, come anche Monica Vitti, come la Magnani una donna che non aveva protezioni alle spalle, ha cresciuto un figlio da sola, e già parliamo del dopoguerra, quindi più recente. E Lilla Brignone anche ha avuto un compagno, ma quindi ci sono donne che si sono cresciute e si sono fatte da sole. Sì, Quindi è in un... effetti tu nel tuo libro parli anche della rivalità tra Sofia Loren e Monica Vitti, cioè loro non si potevano, tu dici proprio così, non correva buon sangue tra le due. La No, rivalità può esistere fin quando ecco, un atteggiamento non sfocia nel puro fastidio e no, certo. fraintendimento. Ecco, le due
le due, come per esempio tante altre donne, hanno fatto carriera pur odiandosi, perché? Perché non esiste un regime, ognuno è libero di No, esprimersi al modo che desidera. In effetti le grandi collaborazioni tra donne non nascono solo tra femministe, anche se Monica Vitti era una femminista. Ecco, Monica Vitti era una femminista, ma il fatto che non andasse d'accordo con Sofia Loren non significa niente. Essere femministe non significa assolutamente essere no. opportunisti, che tu devi prendere tutto. L'opportunismo è una cosa, l'intelligenza critica e cioè, l'intelligenza anche letteraria è un'altra. Un sentire è una cosa e un Certo. opportunismo ne è un altro. Quando l'opportunismo sfocia nella mancanza proprio del sentimento, lì una spia si apre. Invece nel caso in cui Certo. c'è Sofia Loren, che è appunto una grande diva, Sofia Loren e Monica Vitti, una grande diva, in ogni caso loro non si potevano vedere e si affrontavano pubblicamente. Cioè, Sì, sì, ma anche con la Magnani, cioè la Ciociara è la Magnani che ha fatto addirittura un passo indietro per lasciarlo a Sofia Loren, quindi voglio dire, anche lì il buon sangue non ne correva assolutamente, però non vuol dire poi farsi la guerra o odiarsi, no, nel senso c'è anche una sana, un sano competizione, chiamiamola così, oppure una sana indifferenza, adesso sì, non, ma non anche saprei qual perché è. passando tutto per la biografia, secondo me la letteratura, per esempio, passa per la biografia. Quindi le grandi donne, avere una grande regista come Elvira Notari dovrebbe passare per la biografia e per le collaborazioni di grandi biografie. Se io non mi trovo, ad esempio, con una donna che reputo veramente molto lontana da me, con dei gusti lontanissimi, non lo so, ci sono Certo, donne che, che hanno proprio nella loro casa, nelle biografie, proprio gusti completamente diversi, anche nel mangiare, anche io non mi troverei mai, ma questo non vuol dire che io non seguo la mia strada. In effetti essere grandi donne non vuol dire necessariamente collaborare con grandi donne, vuol dire avere delle grandi amiche certo. e seguire la propria strada nei gusti, nei gusti. Io mi sono trovata con te, ecco appunto perché al di là delle nostre teatralità, perché appunto tu ti occupi con fervore e con entusiasmo e sentimento anche della tua attività, della tua associazione. Questo mi muove al sentimento, per esempio nel mio caso, non sono una grande regista purtroppo, però mi muove con sentimento verso le cose che tu fai. Quindi io ho sentito Grazie. questa attrazione anche che viene naturale perché tu ti occupi anche di influenzare un certo aspetto anche umanitario. Quindi tu non usi questa associazione per un fine privatistico o privato, cioè per opportunismo. Assolutamente No, no. non esiste un opportunismo e non esiste nemmeno una violenza nella letteratura, perché Monica Vitti è mai stata violenta? Hai mai visto che Monica No. Vitti per parlare al pubblico si è sentita violenta perché doveva competere con le altre? No, cioè stranezze del genere si verificano solo oggi, se si possono ancora verificare, stranezze simili, ma per me hanno un'assurdità. Beh, solitamente chi alza la voce nel senso metaforico del termine è sempre un po' in difetto, quindi se uno vuole parlare non ha bisogno poi di strani atteggiamenti, se ha il modo, la qualità, l'intelligenza e la volontà di esprimersi, non c'è bisogno di fare tanti movimenti strani né di voce né di scalciare di qua e di là, insomma, se uno vuole attrae l'attenzione anche rimanendo fermo, Sì, senza... soprattutto non attivando un registro violento. La violenza e la No, rabbia non assolutamente portano meritocrazia, no, non è no. No, così. Eh, perché poi sfocia un altro. Ora, la Magnani per dire un esempio particolare, perché la Magnani era una donna violenta, ma violenta di sentimento. Ora, tranne Rossellini che ogni tanto l'ha anche picchiato, però era una donna violenta di sentimento, anche perché, come dicevo prima, si è fatta da sola, non ha avuto la mamma, non ha avuto il papà. Quindi era come si dice a Roma, te meno prima per menarti due volte, chi mena prima meno due volte, quindi era un po' una legittima Però difesa. era sofferta, Però sofferta, era sofferta. sofferta, ma non mancava di sentimento. Ecco, Nabokov dice No, sempre che c'è un peccare contro il sentimento. Quando una cosa si fa senza sentimento è come se fosse peccare. Cioè tu non abbandoni, apparteneva. no, Sì, sì, abbandoni, partiva proprio per sì, sentimento, infatti, proprio per quello, forse proprio per l'eccesso di sentimento.
perché comunque era, qua a Roma la chiamavano una lupa, ma perché aveva un figlio da difendere, aveva un territorio da difendere, era sola e quindi doveva difendere la donna, la madre, la professionista, l'attrice davanti al mondo, perché poi la Magnani è mondiale, nel senso ancora oggi più della Loren, credo, perché la Loren è la diva, che ci sta tutto, la Magnani è l'attrice, la donna italiana. La Loren all'estero è la femmina italiana, il che non è dispregiativo, però sono due modi di vedere l'italianità, se vogliamo, in una donna. Ecco, Quindi, l'italianità, non la napoletanità nel mondo, l'italianità nel mondo, perché sì, Sofia Loren ho spesso sentito, ma lei è la napoletanità nel mondo? No, è l'italianità, no, perché stiamo parlando di attrici dal assolutamente. punto di vista internazionale. Allora, No, sono ambasciatrici del nostro paese. allora, Chiara, per chiudere, io volevo parlare appunto delle personalità che tu tratti. Quindi tu, dopo le personalità di queste dive a confronto, allora, per quanto riguarda invece la tua curiosità verso queste discipline, tu dopo il diploma al liceo linguistico nel Sì, 2003 ti sei iscritta a Roma frequentando il DAMS. E sei sì, diventata quindi quello che hai sempre sognato di essere, un'esperta di cinema, grazie a questa sì, tesi su Anna Magnani, la madre del neorealismo. La tesi si chiama Il teatro davanti alla macchina da presa. Invece sì, il libro si chiama Anna Magnani, Visti d'arte e visti d'amore, il libro che è stato tratto poi dalla tua tesi. sì, Tu sei specializzata, come abbiamo detto, in cinema, televisione e produzione multimediale, con una tesi invece di Elvira Nutari dal titolo Il cinema in penombra di Elvira Nutari, la prima regista italiana, come abbiamo detto. Quindi tu in quel momento inizi a frequentare assiduamente personalità come Patrizia Carrano, Luchino Visconti, Rinaldo Ricci, Silvana Pini, Franco D'Alessandro, Vieri Niccoli, Massimo Ranieri, Iolena Baldini, Pietro Pintus, Lietta Tornabuoni, Marcello Gatti, Anna Maria Guarnieri, Osvaldo Ruggieri, Ugo Pirro e tanti altri. Quindi, partecipando alla vita di queste persone, alla grande attrice a quella quindi di Lilla Brignone, eh, suppongo e azzardo che la vita di Lilla Brignone, più che le vite di Monica Vitti, Elvira Notaro Elvira Notari, perdonami. Elvira Notari e Anna Magnani hanno influenzato la tua vita. E per scendere più nell'aspetto più intimo di questa scoperta, di questa ricerca, io li ho nominati tutti perché secondo me dietro ai tuoi libri c'è una ricerca infinita. Io ho pensato sì. proprio praticamente a quello, perché tu racconti questi aneddoti meravigliosi di te bambina che hai visto queste donne al cinema e hai detto io voglio studiarne la vita. Tu racconti spesso che lasci la tavola dove mangi coi tuoi, ti siedi lì Sì, e ti metti a vedere queste scene, cioè una cosa che tu hai coltivato da sola nel silenzio di sì. questi anni. Tutte queste persone hanno influenzato la tua personalità, hanno influenzato il tuo modo di vivere e sentire. Sì, ti faccio solo una piccola precisazione che purtroppo Visconti per età non l'ho potuto conoscere. Rinaldo Ricci era il suo aiuto regista e non siamo parenti nonostante il cognome, però solo L'aiuto per regista di precisare. Luchino Sì, Visconti, ovviamente. perché per età non ho potuto, ahimè. No, Allora, io sì, cioè Chiara, per me sono nomi, non sono persone che ho vissuto, sì. quindi No, giusto per sì, correttezza mi è di difficile. cronaca, soltanto per quello. No, guarda, io ti dico, la Magnani, no, il mio diario di quinta elementare, perché poi li tengo tutti, le vecchie smemorande, alte, diventare enciclopedie, e il mio diario di Topo Gigio delle elementari, attrice preferita, c'è scritto Anna Magnani. Ora, io non sapevo né che faccia avesse né chi fosse, forse l'avrò sentita nominare in famiglia, non lo so. Poi da lì è partito tutto, mia sorella crescendo mi regalò la prima biografia, ho iniziato a leggerla e da lì ho detto ok, lei sarà la mia tesi e mi sono iscritta al DAMS senza neanche sapere quali fossero gli esami, ho fatto il test d'ingresso, mi hanno presa
sapevo la tesi ma non quello che avrei dovuto studiare, quindi ho detto a posto così. Elvira Notari è stato un incontro casuale perché me la fece conoscere Patrizia Carrano, che è una giornalista, che mi fece leggere un articolo su di lei e me ne innamorai. Alberto Lionello, stavo studiando per fare l'esame di dottorato, stavo studiando da lì il cinema, smisi di studiare, mi ero messa, io quando scrivo mi faccio compagnia con video, musica, e mi ero messa un DVD di Pirandello. Smisi di studiare e continuai a vedere questo filmato di Pirandello interpretato da Lionello. Scrissi alla figlia dicendo, ed era periodo estivo tra l'altro, Così, quindi una matta così. che sì, scrissi alla figlia che non so come la rintracciai, non mi ricordo se su Facebook o come la trovai. Gli dissi, guardi, io sono Chiara Ricci e ho visto un filmato di suo padre e voglio scriverne un libro. Se lei è d'accordo, io comincio. Ci siamo risentiti a settembre e ho iniziato a fare le ricerche. Per la Brignone ero in famiglia a vedere su Rai Storia un vecchio Ieri Oggi con Luttazzi, eravamo a tavola, smisi di mangiare e me ne andai in salone da sola a vedermi il proseguo della puntata e dissi, ecco, adesso racconto di lei. Questo per dire una folle, lo so, ve lo dico da sola. Però sono nati talmente dei rapporti così forti, perché casuali, nel senso, io sono figlia di artigiani, quindi mia mamma aveva una tintoria e mio papà un fabbro, quindi le hanno vissute queste cose, ma non sono dell'ambiente, quindi totalmente fuori da ogni cosa. E io ho iniziato dal nulla, quindi ho iniziato a prendere i miei contatti, a contattare persone, ho avuto la fortuna di conoscere persone come appunto la signora Carrano, Rinaldo Ricci, che purtroppo oggi non c'è più, che ripeto, purtroppo non siamo parenti malgrado il nostro cognome in comune, ma era come se era un nonno, quindi quando ero malata veniva a casa e mi Ma regalava i immagino libri. che si sono proprio Quindi, stabilite relazioni. sì, è venuta alla mia festa di laurea con la moglie di Ugo Pirro, il premio Oscar sceneggiatore, lei mi chiamava Filo d'acciaio, quindi erano nate delle... Poi purtroppo le persone sono scomparse, chi ha cambiato città, bene o male poi la vita ti porta un po' altrove, ma io sono cresciuta tra loro, quindi con corrispondenza, io prendevo e scrivevo lettere a mano, sono Chiara Ricci, avevo 13, 14, 15 anni e poi ci telefonavamo, ci contattavamo, poi crescendo sono andata a trovarli, quando non potevo da sola mi accompagnava mia sorella perché ero piccola Sì. e io sono cresciuta con questa gente intorno, quindi sono loro che hanno dato sicuramente a me. E queste donne mi hanno dato tantissimo perché mi hanno insegnato cosa vuol dire studiare, mi hanno insegnato cosa vuol dire guadagnarsi il rispetto di sé per se stesso e pretenderlo dagli altri, mi hanno insegnato la pazienza, l'indifferenza e di tenere duro sempre. Quindi sono per donne, cui anche uomini, perché c'è anche Lionello, persone che mi hanno insegnato veramente tanto. Io sono loro molto, molto, molto grata. Cioè, non so, è come se si fosse creata una sorta di clan, di famiglia, perché sono cresciuta con loro. Della Magnani ero piccola, ho tirato su un archivio su Anna Magnani, che a volte ho anche esposto. Quindi io quando ero ragazzina avevo la paghetta, non andavo con gli amici, mi compravo dai negozi che c'erano in giro per Roma le vecchie riviste o le vecchie fotografie. Quindi ero matta per gli altri a scuola, ero strana, che a 14 anni una va a vedere il corso e si va a mangiare il gelato al McDonald's. Io invece mi mettevo da parte, uscivo una volta di meno, mi compravo il giornale degli anni 50, e lo faccio ancora, tra l'altro. Quindi però mi hanno dato veramente tanto, quindi mi sento molto fortunata. Vorrei anzi fare di più per Ti hanno loro, educato, ti hanno perché ecco, cresciuto, ti hanno messo nella loro famiglia. Quindi di fatto tu sì, hai vissuto nel cinema e nel teatro. sì, in un certo senso anche ecco, entrando piano piano, come dicevamo prima, non dalla porta principale, ma sempre bussando. E spesso, a volte ho avuto anche porte in faccia, anzi molto spesso, però mi è stato anche aperto e quelle volte che mi hanno aperto la porta di casa, la porta del cuore, dei ricordi. E questi sono regali che, ecco, Marcello Gatti era un direttore della fotografia e curò la fotografia del film Anonimo Veneziano. Io lo andai a conoscere, facemmo un'intervista, poi mi invitò con suo figlio da lui a casa e vedemmo Anonimo Veneziano, io e lui mano nella mano, ma nell'innocenza più pura perché era un signore grande e lui che si commuoveva e mi spiegava scena per scena come l'aveva pensata l'attore, l'attrice. E questi sono. E non ho una foto di tutto questo, nel senso mi riporto io, perché non c'erano i telefonini, i selfie, neanche l'avrei mai chiesti, che è una cosa che detesto, tra l'altro, fare le foto con attori, attrici,
preferisco altri ricordi, magari poi me lo scrivo, ma ho pochissime foto, però mi hanno arricchito la vita, mi hanno aiutato a crescere e i loro insegnamenti ancora mi aiutano, sono fondamentali, a volte sono veramente zattere, ancore di salvataggio. Sì. Chiara, io penso che tra poco Instagram ci chiude la conversazione, perché Instagram lo Sì. sai che chiude le conversazioni, passata un'ora chiude le conversazioni. Ah, perché lo sapevo, vedi, grazie. No, Non mi è sono pratica. capitato con una ragazza che mi ha intervistato che la conversazione si era chiusa perché passata l'ora si chiude. Ah, In ogni caso, ok. Chiara, io vorrei in un certo qual modo sbobinare o comunque parlare di questa intervista e di questo nostro incontro e magari cercare una rivista o un tessuto che possa storicizzarla oltre al video. Vedremo, vedremo, oppure recensire questi tuoi libri, i due libri di cui mi hai fatto dono, e ancora ti ringrazio. Grazie. A te, Chiara, figurati. rimaniamo che andiamo a teatro al cinema a Roma qualche giorno? Assolutamente Ci sì, andiamo io ti insieme, che ne aspetto, pensi? ci andiamo. Come no? Assolutamente disponibile. Tanto ormai siamo tra un po' anche vaccinate, immagino, quindi ci siamo. Sì, non so, esco ancora che ho avuto il Covid, quindi ho fatto le analisi, Ah, ho gli anticorpi, però se non mi sbaglio, nel range in cui devo valutare se vaccinarmi o non vaccinarmi. ok, vabbè, Nel periodo... insomma ci siamo, si può fare. Tu sei vaccinata? Assolutamente. Io sì, sto per fare la seconda E dose. quindi, no, io ti ripeto, sono uscita da questo Covid perché l'ho preso, però tentendo ancora per dei problemini che mi stanno venendo al cuore. Ah, beh, no. Mi è venuta questa tachicardia strana, una strana tachicardia, cioè il cuore andava molto veloce, cioè da ferma mangiavo, avevo il cuore 135-140, quindi Oh, mi sto prendendo questo beta bloccante, quindi sto un attimo pensando a come risolvere, ma di certo il certo. vaccino va fatto. Sì, quindi una volta che questa pandemia ci avrà lasciato del tutto e non avremo nemici, Speriamo presto. andiamo al cinema o andiamo al teatro, vediamo un po' di organizzarci. Ehm, Assolutamente. Chiara, ti ringrazio, è stato un bellissimo incontro, grazie. Devo trovare un modo per storicizzare con la scrittura, con un articolo, qualcosa di scritto, questo nostro incontro e questo nostro evento. Che ne pensi? Grazie a te Sabatina della fiducia, del tempo, di aver apprezzato il mio lavoro e della fiducia che hai riposto in me e nel mio lavoro. Quindi grazie di cuore, un piacere. Ciao Chiara, buona Ciao serata. a tutti, Ciao. ciao Sabatina.